9.000 prime dosi di vaccino anti-Covid in 10 giorni nell'ULSS 6 Euganea, 5.500 in persone tra i 20 e i 60 anni. Innegabile l'effetto Green Pass sull'andamento della campagna, che nel territorio padovano ha raggiunto 8 cittadini su 10 e la quasi totalità dei grandi anziani. Numeri che arrivano in una settimana che sta registrando un costante lieve aumento dei contagi. 108 i casi positivi registrati nelle ultime 24 ore, 1533 i cittadini in isolamento in questo momento. In leggera crescita rispetto alla scorsa settimana anche la situazione negli ospedali. Sono 15 in totale le persone ricoverate nelle terapie intensive, 31 i pazienti in area non critica. Alta l'attenzione dei sanitari. Sono preoccupata anche delle coinfezioni che potrebbero esserci, influenza piuttosto che altri virus parainfluenzali, altri virus comunque respiratori che durante la stagione invernale circolano, e questo determinerà sicuramente un aumento di accesso ai pronti soccorsi, perché tutti prima devono escludere il Covid. Non solo il Covid, quindi, ma il virus aumenta la pericolosità di malattie tipiche dell'autunno a partire dall'influenza.